Eder. Mech. Pallister. La Venere di Milo dà i numeri alle 14. Preso dalla foga di dare la lustrata quotidiana agli stivali delle forze dell'ordine oggi a ore 14,00 Milo Infante ha dato letteralmente i numeri. 45 minuti di trasmissione dedicati ad un'operazione dei carabinieri sbandierata come un clamoroso blitz contro la criminalità organizzata che invece nella realtà si è ridotto al ritrovamento di una pistola giocattolo di libera vendita e di un quantitativo modesto, 150 grammi, di droga leggera. Secondo le disposizioni vigenti fino a 246 grammi di marijuana è considerato modesto quantitativo di lieve entità. Quindi in conclusione nessun arresto e nessun risultato. Ma l'Infante nella sua furia escatologica si era sbilanciato preso dall'entusiasmo mitico ed aveva proclamato il sequestro di ben 150 kg di droga. Naturalmente le risate si sono sprecate. Ma la pervicacia insita nello spirito della trasmissione ha avuto presto il sopravvento con l'intervento dei suoi ospiti tuttologi quacquaracquaistici che lo hanno consolato dicendo che comunque in fondo anche 150 grammi non sono pochi. Altra minchiatona col botto, perché come detto, per la legge non è neanche reato, ma tanto alle ore 14 le panzane sono di casa, a cominciare dall'attacco brutale portato nella puntata di ieri contro Claudio Sterpin che praticamente è stato accusato di tutte le nefandezze umane. Caso Resinovic risolto a ore 14,00 Sterpin ha praticamente ucciso Liliana e l'ha tenuta nascosta nella cantina occulta di casa sua. Poi oggi, travolti da montagne di proteste degli spettatori indignati sono stati costretti a fare retromarcia e dire che non intendevano accusare nessuno e però poi se la sono presa con gli youtuber, persone senza arte né parte colpevoli, secondo loro di diffondere fake news confezionate ad arte con l'AI, allo scopo di ottenere visualizzazioni. È seguito un momento di schizofrenia collettiva dove i tuttologi alternavano il fermo convincimento della tesi suicidiaria di Lilli, capitanati dall'Abruzzone onnipresente in formato cinescopio, con la certezza dell'ipotesi omicidiaria, e nel sostenere teorie opposte erano sempre tutti d'accordo. Insomma un manicomio a studio aperto. La RAI gestisce un manicomio. E io pago il canone. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.